Oh, giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Oh, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale che è gratis. Detto questo, signori miei, City Napoli 2-0 il giorno dopo, sì, perché io ne sto sentendo, ma ne sto sentendo talmente tante che a me, sinceramente, mi sta venendo da ridere. Perché io vi dico questo? Perché sotto al video che ho postato ieri sono usciti tutti intenditori di pallone, addirittura sono usciti tutti i repressi, diciamo così, a venire ad insultare sotto al mio video, ma vabbè, lasciamoli stare. Alcuni commenti li ho cancellati perché sinceramente erano anche molto offensivi, quindi lasciamo perdere. Ma quello che a me più fa ridere è che stanno circolando in rete le immagini delle statistiche della partita. Io vi vorrei dire solo una cosa, che forse voi non capite. Allora, qualcuno ha scritto l'unica a vincere è stata l'Inter, l'Atalanta ha perso, l'Inter, la Juventus ha pareggiato e il Napoli ha perso. Sì, va bene, ma se noi andiamo a vedere il tasso tecnico delle squadre che hanno affrontato, sia l'Atalanta che ha affrontato il Paris Saint-Germain, squadra campione in carica della Champions League, l'Inter l'ultima volta che le ha trovate ne ha prese 5 dal Paris Saint-Germain, all'Atalanta gli è andata di lusso chiudere 4-0 se non erro, va bene, e giocavano 11 contro 11. Tralasciando questo, la Juventus in casa ha affrontato il Borussia Dortmund, che ragazzi, sinceramente, o Borussia Dortmund è un'ottimissima squadra, ma giochi pur sempre in casa. Se non era per quella rimonta degli ultimi 2 minuti, si stava parlando di una sconfitta sonora in casa contro il Borussia Dortmund. Il Napoli, che ha affrontato la squadra più forte in mezzo a tutte queste 4 squadre italiane, il Manchester City. Qualcuno ha scritto: la Juventus di Thiago Motta però ha battuto il City di Guardiola in casa. Ti sei già risposto da solo, amico mio. Giocavi 11 contro 11, in più giocavi in casa. Non sei rimasto 70 minuti senza il tuo terzino e il tuo capitano. Vabbè. Poi quello era un City che era, non ti dico proprio in difficoltà, però non è che era proprio quel City come quello di quest'anno. Vabbè, qualcuno ha scritto: avete perso contro il City più scarso degli ultimi anni. Tu guarda caso, quando Napoli perde sempre con le squadre più scarse delle passate stagioni. Vabbè, ce ne faremo una ragione, ma poi naturalmente l'Inter ha affrontato l'Ajax, ma fra quelle che ha affrontato l'Inter sinceramente è quella più scarsa, non scarsa, è quella più abbordabile, con tutto che giochi fuori casa. E l'Inter non meritava di vincere 2-0, ma forse anche qualcosa di più, diciamoci la sincera verità, va bene? Sapete, io sono sempre onesto e dico quello che penso. Inter il 2-0 gli sta pure stretto, perché ha avuto anche delle altre occasioni Thuram per arrotondare ancora di più il risultato. Ma vabbè, a parte tutto, perché io mi incazzo? Perché alcuni tifosi, e qui ci metto anche alcuni tifosi napoletani, perché voglio sinceramente leggere e dire se stavamo 11 contro 11 gli sfondavamo il culo, no, noi non sfondavamo mazza nessuna ieri sera, detto sinceramente, però potevi portare a casa un pareggio che era qualcosa di clamoroso, perché giochi contro il City, giochi in Inghilterra, il City è una delle squadre più forti al mondo, quindi non è che vai a affrontare o Poggio in Bonzi, con tutto rispetto a Poggio in Bonzi, ragazzi, però nemmeno lì che ti dico, proprio in 11 contro 11 l'andavamo a vincere. No, perché il Napoli, l'atteggiamento che ha avuto il Napoli era quello di puntare sulla ripartenza, cosa che ha fatto benissimo prima dell'espulsione di Di Lorenzo. Mi abbasso pochissimo, perché il Napoli si è abbassato poco. Se noi andiamo a vedere i primi 20 minuti di partita prima dell'espulsione, il Napoli andava uomo su uomo. Questo che sta a significare che Conte non l'ha preparata per stare barricato dietro, ma giocare uomo su uomo, va bene? E poi provare a fare il lancio lungo su Højlund. Ecco perché c'è la scelta di premiare Milinkovic e Savic e non di mettere Meret in campo, che non è una scelta tecnica perché era influenzato, è stato male, no,
è una scelta che Conte ha deciso categoricamente. Gioca Milinkovic-Savic perché voglio giocare in questo modo, perché l'abbiamo visto. Højlund nei primi 20 minuti stava nell'area di rigore avversaria perché non c'è il fuorigioco sul lancio del portiere e quindi ti allungava la squadra. Cosa succede? E poi c'è la grande parata di Donnarumma sul tiro di Beukeman, sul colpo di testa di Beukeman, perché se fosse entrato quel gol probabilmente si sarebbe parlato di un'altra partita, di un City costretto all'arrembaggio totale pur di non perdere in casa, e il Napoli in 11 contro 11 provare il lancio lungo su Højlund e provare a segnare, perché se tu dovevi fare pure City Tottenham, il Napoli l'ha impostata uguale, identica. Quindi non venite a dirmi, poi ho raggiunto il colmo, cioè, Conte è un coglione perché ha tolto Kevin De Bruyne. Abbiate un attimo di pazienza. Ma fino all'altro giorno, fino all'altra ieri, De Bruyne non era buono, è vecchio, non corre. Mo Conte è un coglione perché toglie Kevin De Bruyne. No, è lì che sta la grandezza di un allenatore che capisce. Vai, tiene 34 anni, ce la fai a fare 90 minuti a correre innanzi alla rete. Traduzione oppure sottotitoli a pagina 777 di Televideo. Non so nemmeno esiste ancora il Televideo, penso di sì. Se fino all'altro giorno criticavate Kevin De Bruyne perché era vecchio e perché non correva, voi mi dovete dire come poteva fare 92 minuti, forse di più, 96 minuti che si è giocata, come faceva De Bruyne a correre a vuoto per 96 minuti, visto che per voi è vecchio. È lì che sta l'intelligenza di Conte di dire: io tolgo De Bruyne, non mi tolgo minimamente il centrocampo della passata stagione, perché so quello che mi può dare il centrocampo della passata stagione, ma mi vado a togliere Kevin De Bruyne per mettere Oliveira. Scelta giustissima. Quando io sento dire, scusatemi, apro un attimo la porta al gatto, quando io sento dire ma Conte non ha avuto le palle, ha tolto De Bruyne, dovevi togliere questo, ma di cosa state parlando? Ma di che cazzo parlate? Cioè, ma voi, al di fuori di stare davanti a una telecamera e fare il video per fare le visual, ne capite di calcio? Chi mi togli la prima punta che mi dà profondità? Chi mi vai a togliere? Cioè, l'unico sbaglio che è stato di Antonio Conte, e qui l'ho ribadito anche nel video di ieri sera, è stato togliere Politano per mettere Juan Jesus. Basta, questo è stato l'unico errore. Poi il Napoli gioca 70 minuti con un uomo in meno a Londra, a Manchester, due cazzo hanno pazziato. Cioè, di che cazzo parliamo? In Inghilterra si è andato a giocare un uomo in meno. Quante squadre sarebbero uscite con martoriate? Addirittura ha messi 2008 in campo, sti cazzi, quei 2008 che voi vedete che ha messo Guardiola in Serie A farebbero i titolari. Questo è perché non capite un cazzo di calcio. Ma quando io sento dire no, i 2008 ti stanno sfottendo, no, perché quei 2008 in Italia, nella tua squadra, potrebbero giocare titolari tranquillamente, pure nel Napoli. Io mo vi faccio un ragionamento, no? Ma tu, fra Donnarumma e Milinkovic-Savic, perché poi ragazzi lo sapete, no? Io quando mi altero, però voglio essere sempre, ma facciamo il giochino, chi sceglieresti fra, e poi capite il divario tecnico che c'è fra il Napoli e una squadra come il Manchester City, formazioni a confronto, chi sceglieresti fra Donnarumma e Milinkovic-Savic? Chi sceglieresti? Fra Cusano e Di Lorenzo, chi sceglieresti? Di Lorenzo a prescindere. Fra Diaz e Beukeman, chi sceglieresti? Fra Guardiola e Buongiorno, chi sceglieresti? Fra Reili o Spinazzola, chi sceglieresti? Fra Rodri e Lobotka tutta la vita, non me ne Rodri tutta la vita Lobotka. Non capisci un cazzo, lo so che non capisci un cazzo, ma Lobotka nel gioco del Napoli può giocare solo Lobotka, in quel ruolo lì. Fra Reinders e Anghissà, chi sceglieresti? Fra Foden e De Bruyne, chi sceglieresti? Fra Doku e McTominay, chi sceglieresti? Fra Haaland e Højlund, chi sceglieresti? E poi abbiate un attimo di pazienza, perché io veramente non riesco a capire.
Mamma mia, cioè, vedete, io è lì che mi incazzo, io è lì che mi incazzo, perché voi fate i video giusto per fare le visualizzazioni, perché poi dovete fare i video che durano 2 minuti. Hai visto il Napoli ha perso, hai visto il Napoli ha perso, e fare i giullari su YouTube, perché ha da fare quelle 3, 4, 5 mila visual che vi portano quei 10 euro a video. Portate video con contenuti, per piacere, per discutere. Perché non lo fa nessuno? Vi supplico, portate contenuti dove si può discutere, no che apri il video di YouTube, c'ha ragione, vedi, il Napoli ha perso. Dove sta il contenuto? A parte quelle 7-8 mila visual che fate. Quindi, prima di parlare del Napoli, capite che il Napoli ha giocato 70 minuti con un uomo in meno, con una delle squadre più forti del mondo. Apprezzate l'orgoglio che ci ha messo questo Napoli in campo. E Conte è stato rinunciatario. Già era impossibile. Già era difficile. Pardon. Giocare in 11 contro 11, in 10 contro 11 è stato impossibile. Perché basta guardare come ti fanno girare la palla. Vabbè, e per piacere non mi portate Juventus, Manchester City quando c'era Thiago Motta, per piacere, perché siete ridicoli a pensare solo a quella partita. Detto questo, iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli. Ciao.